sta inclinando ancora di più. Guarda la lì, guarda. Ponte 4 con il vostro giubbotto di salvataggio, ripeto, indossare il giubbotto di salvataggio, ragazzi, alle Master Station stiamo procedendo ancora piano all'imbarco sulle lance, siamo davanti all'isola del Giglio. Io sono di Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera comandante Falco. Mi dica il suo nome per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì, ascolti Schettino. Sono persone troppo a bordo, adesso lei va con la sua chaloupe sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Voi dovete andare a bordo a coordinare lo sbarco, è chiaro? Ma noi non possiamo salire più adesso come sta la destra e poi Ma perché li ha fatti scendere, comandante? come stati scendendo? Abbiamo abbandonato la nave e la nave sta in E con 100 persone ancora a bordo lei abbandona la nave, cazzo! Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? E mi dica qual è il motivo per cui non ci va? Sto andando perché ci sta l'altro lancio che si è fermato. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono della nave, adesso comando io, lei vada a bordo! Call to freak out people. Yes, let's go. Kathy! 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 Steve! Allora, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri sopra di noi, si è fermata e si è installata riva. Adesso ho chiamato altri sorvoli di Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene comandante, sto andando. Vada, subito! Call to freak out people. Yes, let's go.